Al telefono Orazio Guarraci che va al ballottaggio con Ida Carmina. La domanda che ti pongo è: Buongiorno a tutti innanzitutto. Orazio Guarraci si aspettava questo ballottaggio? Sì, me lo aspettavo, lo avevo già preannunciato ai tanti amici, ai tanti cittadini che mi chiedevano, perché ovviamente con 6 candidati era impensabile poter vincere al primo turno per chi che sia. Anche perché c'è stato un voto disgiunto spaventoso a valanga. Ci sono stati trasmigrazioni elettorali veramente notevoli e quindi il ballottaggio alla fine è stato d'obbligo. La lista maggiormente votata non fa capo né a lei e neanche a Ida Carmina. Questo era anche prevedibile perché chi conosce le dinamiche elettorali locali sa che c'era una lista già più forte delle altre. Ovviamente questo Movimento 5 Stelle è stata la sorpresa perché Ida Carmina non sa neanche chi l'ha votata, cioè l'hanno votato i cittadini spontaneamente e non solo i cittadini ma anche un voto organizzato trasversale, basta vedere anche alcune dichiarazioni. E quindi un voto trasversale di potentati politici, di soggetti che hanno interesse a distruggere il sistema come già qualcuno ha dichiarato. Ancora non abbiamo deciso perché dobbiamo fare una riunione tutti assieme, democraticamente decideremo, quindi tutti coinvolti, decideremo gli eventuali apparentamenti, che ci saranno apparentamenti, e poi tutti assieme proporremo alla città il progetto politico. Noi abbiamo un progetto politico serio, credibile, che possa aiutare veramente la città di Porto Empedocle. Affinità e differenze tra lei e Ida Carmina? Guardi, io sarei felicissimo se potessi rispondere a questa sua domanda, perché non conosco il progetto di Ida Carmina, non so il progetto dei 5 Stelle. Loro dicono abbiamo un progetto meraviglioso, ma che non è conosciuto, non c'è un confronto, non si vuole confrontare e non lo vuole neanche spiegare. C'è una persona che dice per fare il turismo dobbiamo fare un pontile che vada dal porto alla Scala dei Turchi, è una stupidaggine questa. Come definisce il voto di chi non l'ha votata e di chi invece è andato verso il Movimento 5 Stelle? Un voto di protesta oppure è una nuova politica? No, lì non esiste la politica perché la politica è fatta sulle cose concrete e sulle cose reali. Diciamo che è una pia illusione. Cioè alcuni hanno pensato che votare i 5 Stelle, qualcuno parlava di reddito di cittadinanza, qualcuno parlava di altre stupidaggini, come se il comune avesse questa facoltà di determinare queste scelte. Qualche altro invece parlava di nuovo, come se il nuovo potesse creare non so che cosa, quale speranza e quale prospettiva alla città. Poi c'è stato anche un voto organizzato, ma un voto organizzato che l'abbiamo visto durante lo scrutinio, abbiamo visto proprio masse di voti che si sono spostati da alcuni gruppi politici a Ida Carmina. Noi abbiamo rifiutato questo tipo di atteggiamento, faremo gli accordi, se li faremo alla luce del sole, senza nasconderci e senza dire di no e poi farlo invece dietro le quinte. Quindi da parte nostra massima trasparenza e massima onestà intellettuale. Ovviamente noi porteremo avanti il nostro progetto, che è un progetto che possa salvare e rilanciare Porto Empedocle. Chiudiamo con un altro dato, ovvero i consiglieri comunali, quelli sono stati già scelti dal popolo. Quanti scranni ha Orazio Guarraci in consiglio comunale? Ma ancora i voti non sono quelli definitivi, aspetto i dati ufficiali, stanno facendo gli ultimi conteggi, le ultime verifiche e a quanto sembra noi ne avremmo 5 su 16. Ma questo è un dato parziale, perché vorrei spiegare ai cittadini, ma anche ai consiglieri, quelli eletti e quelli invece che ancora aspirano, che il tutto si determinerà con il ballottaggio, perché le percentuali e gli equilibri all'interno dei partiti possono mutare con le percentuali di accordi che si possono fare e quindi tutto ancora è sub iudice, nel senso che gli apparentamenti poi determineranno le percentuali sui quali si calcoleranno i quozienti per l'elezione dei consiglieri comunali. Quindi ancora nessuno canta vittoria, tranne quelli che hanno più di 1000 voti, in quel caso solo il primo può definirsi consigliere comunale. Gli altri dovranno avere la pazienza di aspettare gli apparentamenti e poi il voto finale che sarà il giorno 19 di giugno.